Eder. Mac. Pallister. Buongiorno caro Eder, a voi tutti. Ebbene, fatta la mia ipotesi definitiva della presenza del terzo killer non di Trieste, oggi cercherò di capire con voi chi sia invece il mandante e come questo abbia dato il suo apporto aiutando il terzo. In particolare in cosa sia consistito questo aiuto e come ha convinto Lily a salire sull'auto una volta intercettata sulla via San Cirino quando Lily si recava sulla Cesare Battisti in direzione negozio Wind. Parleremo anche di alcune novità nel caso che ci vengono dalla perizia della Cattaneo e, credetemi, anche la stessa procura ha già in mano nuovi elementi di indagine mai avuti prima. Signori, si indaga per omicidio e quindi le cose sono evidentemente cambiate. In particolare si cercano registrazioni che inquadrano un perimetro molto esteso attorno al negozio Wind e sino alla San Clinico perché si è compreso che Lily è stata intercettata con un'auto. Attenzione però, non c'è stato il sequestro forzato. Questo è il punto chiave. Lily sale. Si sale perché conosce il mandante, si fida e certamente solo così puoi spiegare che il tutto avviene in maniera normale sotto gli occhi dei passanti. Non è possibile immaginare un sequestro violento contro la volontà di Lily. Si sarebbe visto l'atto violento nella strada, quel tratto è molto trafficato, per cui è certo che ci sia stato un invito a salire del tipo: ciao Lily, sono qui con un amico che fai vuoi un passaggio, dai sali e magari si prende un caffè poi. Ecco come Lily si prende di fiducia e salendo riceve il bacio della morte di chi la conosce e si presta al fine, ovvero ottenere da Lily fiducia per la salita sull'auto. Lily viene intercettata senza mezze misure. Adesso seguitemi per cosa succede dopo. Solo chi conosceva la direzione verso la Wind poteva sapere dove intercettarla ed era anche necessaria la sua presenza per ottenere la salita di Lily. Il quadro è molto chiaro, limpido si direbbe, adesso anzi diventa sempre più chiaro. Lily aveva capito di essere sentita e spiata, lascia quindi i telefoni a casa per questo e vuole andare alla Wind per acquistarne uno nuovo, ha tutto con sé come documenti, green, soldi. Abbiamo già chiarito che quanto sarà tolto dalla borsa per portare il tutto a casa e simulare un'uscita di Lily senza, rafforzando la via suicidiaria. Quindi cosa succede? Succede che nella telefonata delle 8:22 Lily dice che va alla Wind e quindi il mandante ne prende atto. Nasce qui l'esigenza di riferire al killer ciò, guarda caso. Dopo le 8:30 ci sarà un incontro utile a ciò e da lì il tempo necessario tra le 8:30 e le 9 per avviarsi ad intercettare Lily. In un video pregresso ho avuto modo di farvi vedere la presenza di un terzo in auto di Sebastiano sulla via Giulia, cosa ci fa lì già alle 8:30. Inoltre perché Sebastiano si libera della consegna ultima che avrebbe impiegato il suo tempo proprio dopo le 8:30 consegnando i coltelli il giorno prima alla Galleria Rossoni. Bene, torniamo al terzo in auto. Eder mostra la foto che ti diedi tempo fa. Avevamo schiarito la foto ed avevamo ottenuto una sagoma che riempiva l'auto di Sebastiano. Siamo alle ore 8:30 inoltrate. Il giro non è stato completato, c'era del tempo per parlare e per capire delle cose. A quarto grado Sebastiano sbianca quando mostrano quest'auto e da quell'orario. Significa che è rilevante. Dopo quel momento, Eder mostra la mappa orari di spostamento, siamo tra le 8:45 e le 9. Sebastiano sarà localizzato vicino alla Wind. In quel momento Lily entro le 9 passa dalla Gioberti. Seguono circa 5 minuti in cui Sebastiano con il telefono acceso si troverebbe nell'area via Giulia. Solo alle 9:04 si avvicina alla via Carducci 29 e solo alle 9:12 sarà in laboratorio ove spegnerà i telefoni. Adesso seguitemi. Cosa c'è vicino alla via Carducci 29 ove sarà fine alle 9:11 per poi andare via? Cosa succede tra le 8:45 e le 9:11 e soprattutto Lily dove era arrivata dopo le 9 e dopo il transito dalla Gioberti verso la Cilino? Ebbene, da una indagine sulla camminata di Lily, la velocità, il suo passo svelto, ex maratoneta, abbiamo ottenuto che intorno alle 9 Lily lascia la San Cirino e si immetta sulla Giulia vicino alla rotonda ove dal lato opposto si sale sul viale al cacciatore. Chi le viene incontro è a quel punto il killer con a bordo il mandante che Lily conosceva bene e per questo sale sul mezzo. Ma non è tutto l'aggancio della cella e a meno di 500 metri significa che inizialmente si voleva portare Lily alla Wind, ma i piani erano diversi. Lily prosegue con il killer ed il mandante scende e sono circa le 9:12.
A quel punto nessuna notizia più neppure di Sebastiano ed i telefoni risultano spenti. Lilly scompare e dalla Wind non entrerà. Morirà per la Cattaneo entro 4 ore dalla colazione delle 7:30 circa. Io credo 2 ore perché l'uvetta trovata in stomaco è integra, per cui credo alle ore 9:30 massimo, orario in cui raggiunti il boschetto viene malmenata ed uccisa. In particolare Edes poi mostra un video in cui Sebastiano dice di essere deluso di Lilly perché lui è stato trattato male come spazzatura. Dice ancora questa è la verità e noi crediamo. È un video molto interessante che lascia capire l'amarezza che ha. È stato trattato male e gettato in spazzatura dice, si riferisce al tradimento. Lo capiremo nei prossimi video. È stata trovata calce sulle suole di Lilly, oltre una piuma, ciò oltre le resine di api, sicuramente tutto utile a capire dove l'hanno uccisa per poi portarla nel boschetto del Parco San Giovanni in via Weiss. Prende pista sempre più in luogo in cui esistono allevamenti di api, animali vari, da cui la presenza di piuma. Non dimentichiamo le formiche speciali del miele, muoiono perché non hanno più nutrimento in quanto portati con Lilly via dal loro habitat. La Cattaneo ha detto che Lilly entro 6-8 ore può essere stata spostata in quel bosco, quindi alle 10 era in un altro luogo. Guarda caso la botanica dice tutto. Indagateci tutti. È il coro sempre più forte che si leva da parenti e amici di Liliana Resinovic. Man mano che emergono nuovi dettagli dalla perizia eseguita dall'equipe della celebre anatomopatologa Cristina Cattaneo. Il caso della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata cadavere 3 settimane dopo, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico della città, continua a sollevare interrogativi inquietanti. Liliana Resinovic venne ritrovata avvolta in sacchi di plastica, un dettaglio che sin dall'inizio aveva fatto pensare a una messa in scena. Tuttavia, la prima inchiesta non aveva individuato segni evidenti di violenza e aveva ipotizzato un decesso per cause naturali o suicidio. La famiglia, però, non ha mai creduto a questa versione. Ora, la nuova perizia sembra dare loro ragione, la donna è stata uccisa. A commentare con sollievo la svolta è stato il fratello di Liliana, Sergio Resinovic, che, intervenendo alla trasmissione Chi l'ha visto? Ha dichiarato: sono sollevato che la dottoressa Cattaneo abbia acclarato che questo è un omicidio. E ha aggiunto un'accusa precisa. A suo avviso, le indagini sono state lacunose e dovrebbero essere allargate a un cerchio più ampio di persone, compresi gli amici e i parenti del vedovo di Liliana, Sebastiano Visindin. Secondo lui, queste persone non sarebbero mai state ascoltate dagli inquirenti. Uno degli elementi più controversi dell'indagine iniziale riguardava il luogo del ritrovamento del corpo. Secondo la prima perizia, sarebbe stato improbabile che Liliana fosse rimasta per 3 settimane nel boschetto senza che il tappeto vegetale sotto di lei subisse modifiche evidenti. Su questo punto, la dottoressa Cattaneo ha condotto un esperimento scientifico nell'orto botanico dell'Ufficio di Medicina Legale di Milano. Ha posizionato un sacco di plastica pieno di terra, del peso complessivo di 13 kg, su un tappeto di edera identico a quello presente nel boschetto di Trieste. Dopo 21 giorni, l'esperimento ha mostrato che l'edera non aveva subito alterazioni visibili, smentendo così la precedente ipotesi. In altre parole, il corpo di Liliana avrebbe potuto rimanere lì per 3 settimane senza che la vegetazione ne portasse traccia evidente. Ma c'è di più. Il microclima del boschetto avrebbe contribuito alla conservazione del corpo e dei sacchi di plastica, grazie alle temperature notturne che in quel periodo potevano scendere fino a -3 gradi Celsius. Questo avrebbe impedito la dispersione delle molecole organiche che normalmente attirano gli animali selvatici, riducendo così il rischio che il corpo venisse alterato da fattori esterni. Uno degli elementi chiave della perizia riguarda la causa del decesso. Secondo il team della Cattaneo, Liliana sarebbe morta per asfissia prodotta da terzi. Questa conclusione emerge anche dallo studio del microbiota intestinale, che permette di stabilire con maggiore precisione il momento della morte. Dai nuovi esami sono emersi reperti inediti, come un fazzoletto bianco rinvenuto nella tasca del giubbotto che Liliana indossava al momento del ritrovamento. Restano poi da analizzare le già note formazioni pilifere trovate sul corpo.
per determinare se siano compatibili con una contaminazione avvenuta in fase di recupero del cadavere o se possano fornire indicazioni utili sugli ultimi momenti di vita della donna. Un altro dettaglio enigmatico è la piuma trovata tra i reperti, un elemento apparentemente insignificante, ma che potrebbe avere un suo perché nel quadro complessivo. Un altro dettaglio cruciale emerso dalla perizia riguarda il contenuto gastrico di Liliana. Nel suo stomaco sono state trovate uvette, il che suggerisce che avesse fatto colazione la mattina del 14 dicembre. Secondo i medici legali, sarebbe stata uccisa entro 4 ore dal pasto, restringendo così il lasso temporale del delitto. Ma c'è un ulteriore indizio che potrebbe fornire una chiave di lettura fondamentale: il suo orologio rosa, fermo alle 9:17. È stato l'amico speciale di Liliana, Claudio Sterpen, a far notare questo dettaglio, un classico elemento che ricorda i romanzi gialli di Simenone e Agatha Christie. Se l'orologio si fosse fermato in seguito a un colpo o a una caduta, potrebbe indicare l'orario esatto dell'aggressione. È un dato che, se confermato, restringerebbe ulteriormente la finestra temporale dell'omicidio e potrebbe fornire elementi utili per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna. I risultati della nuova perizia aprono scenari che ribaltano la versione iniziale e sollevano nuove domande. Chi ha ucciso Liliana Resinovic? Perché il suo corpo è stato lasciato in quel boschetto? E soprattutto, chi potrebbe essere stato coperto o protetto durante la prima indagine? I familiari continuano a chiedere giustizia e a sollecitare approfondimenti. Indagateci tutti, ripetono. Una frase che suona come una sfida, ma anche come un grido di disperazione. Ora spetta agli inquirenti decidere se queste nuove rivelazioni saranno sufficienti a riaprire ufficialmente il caso e a portare finalmente alla luce la verità. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.